L'agricoltura biologica in Regione Friuli Venezia Giulia viene incentivata in molte forme, particolarmente con le forme legate anche alla programmazione comunitaria del PSR, dove ci sono dei fondi dedicati per consentire alle imprese di convertirsi e di mantenere le produzioni. Sono fondi importanti che si vanno a sommare anche alla forte azione che viene fatta nei confronti delle scuole, delle mense e dei luoghi di consumo, perché non dobbiamo dimenticarci che la vera sfida è quella di aumentare la richiesta del prodotto biologico, perché così finalmente riusciremo ad avere delle aziende che nel momento in cui decideranno la conversione troveranno un mercato pronto ad accoglierle. Le sfide del futuro sono proprio quelle di riuscire a coniugare questo incremento del mercato con l'incremento della produzione senza creare situazioni di difficoltà. È altrettanto evidente che proprio in questi periodi stiamo aprendo anche al sostegno di una serie di iniziative legate alle filiere nel biologico, perché anche qui dobbiamo riuscire a garantire una filiera di qualità regionale che riesce a stare all'interno dei nostri confini e a dare quindi al consumatore ancora una maggior garanzia di tutela. Concludendo infine, c'è necessità di un grande equilibrio, un equilibrio tra domanda ed offerta, dove riusciamo a coniugare quelle che sono scelte che molti fanno in modo spontaneo, ma altri farebbero nel momento in cui hanno la possibilità di trovare determinati prodotti prodotti nella nostra regione. È altrettanto vero che sempre di più dobbiamo cercare di aiutare coloro i quali producono a biologico acquistando quei prodotti, perché solamente in questo modo riusciremo a garantire l'equilibrio della domanda e l'offerta.